travolto ucciso Elisa e Abel. In un attimo non c'era più nulla, parla Marco, lo sci alpinista trevigiano che ha visto in faccia la morte incolume dopo la valanga che ieri ha travolto la comitiva. È stato lui a far scattare i soccorsi. Morto il 67enne accoltellato ieri sera dalla donna con cui conviveva a Preganzol dopo che l'aveva ospitata perché sotto sfratto. La 59enne arrestata per omicidio si difende: voleva cacciarmi, mi ha aggredito. Mercoledì pomeriggio a Roane i funerali del 18enne Jacopo Polloni, morto a Cittadella dopo che colpito da un malore si è schiantato con la moto. La rapina nel centro commerciale, la fuga, il tuffo nel canale Brentella a Padova. 49enne rischia di annegare salvato da un carabiniere fuori servizio che lo aveva sorpreso a rubare. Dal veronese Andreoli alla trevigiana Rizzotto, 4 consiglieri regionali già fuori dalla Lega, come aveva anticipato Antenna 3, sono coloro che non hanno versato le quote al partito. Il segretario Stefani, autonomia e federalismo fiscale, le parole d'ordine al congresso. Tra gli ospiti di ring questa sera alle 21 Elena Maraga, la maestra d'asilo trevigiana finita nell'occhio del ciclone per le sue foto su OnlyFans che ora rischia il licenziamento. I campanili delle chiese di Santo Stefano, della Madonna dell'Orto, di San Pietro di Castello e di San Martino di Burano saranno restaurati grazie ai finanziamenti del PNRR, l'annuncio del patriarcato. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentiti questi titoli, tanta la cronaca. Ed ora la cronaca, la valanga di ieri mattina staccatasi da Forcella Giau, dove hanno perso la vita 2 sci alpinisti trevigiani, un terzo è rimasto ferito. Ai nostri microfoni il racconto del quarto compagno di escursione scampato alla tragedia. Ho fatto di tutto, dice, per salvarli. Non avevo mai visto una cosa del genere. Nel giro di tra i 5 e i 10 secondi è venuto giù tutto, quindi tempo di reazione cortissimo e quando ti giri ti rendi conto che non c'è più niente. È stato scioccante, è stato fatto il possibile, ma purtroppo Abel e Elisa non ce l'hanno fatta, erano troppo sotto. È ancora sotto shock Marco Dallalonga, 38enne di Col San Martino, sopravvissuto alla valanga staccatasi da Forcella Giau. Negli occhi le immagini dei compagni di escursione, inghiottiti da quella che descrive come un'onda di neve. Un'uscita organizzata da Abel Ayala Acundia, 38 anni, insieme a lui 6 amici, Elisa e il fratello Andrea Denardi, di 39 e 51 anni, Marco e altri 2 appassionati. Un percorso programmato prima della partenza, poi all'ultimo la decisione di intraprendere un altro tragitto. Ora poi abbiamo cambiato itinerario mentre facevamo colazione. In teoria questo era un itinerario facile, insomma un'escursione per tutti. Quando la tragedia si consuma, Marco, Abel, Elisa e Andrea stanno tornando indietro. Vedono alcuni escursionisti spostarsi in un altro pendio per riposarsi e proteggersi dalla bufera che in quel momento imperversa sulla zona. E noi 4 abbiamo deciso di risalirlo imitandoli. Li abbiamo visti salire e scendere senza problemi, però quando siamo scesi noi è venuto giù tutto poi. Ci fossimo risparmiati quei 50 metri di risalita, fossimo andati giù come hanno fatto i compagni Paolo e Giacomo, non sarebbe successo nulla. Pochi interminabili secondi e la valanga travolge Abel, Andrea ed Elisa. Marco invece viene risparmiato dalla violenza della neve. Sono stato graziato, ho rischiato in minima parte perché ho preso un lembo della valanga più in alto, quindi mi ha trascinato giù solo per una decina di metri, o 10 o 20 metri, ma non sono stato travolto. Appena capisce che i suoi amici sono stati travolti, Marco individua il punto dove li aveva visti per l'ultima volta. Me li ricordavo lì, mi sono avvicinato e poi l'Arva mi ha dato conferma che qualcuno era lì sotto, quindi ho iniziato a scavare e i soccorsi li ho chiamati subito. Io personalmente ho scavato per trovare il corpo di Abel e quando l'ho visto non dava segni di battito. Ho provato a soccorrerlo, seguito telefonicamente dai soccorsi, premendogli il petto. Ho provato anche a fare la respirazione a bocca, ma non dava ancora segno. È stata dura da solo spalare tutta la neve. Le condizioni di Abel appaiono subito gravissime. Intanto un altro compagno di escursione riesce a individuare Andrea, il volto fuori dalla neve, respira, riesce a metterlo in salvo. Resta però Elisa da trovare. Sul posto arrivano i soccorsi, difficile individuare la donna. I segnali ATVA, l'apparecchio di ricerca valanghe, indica un punto, ma le sonde non riescono a trovarla.
Elisa era finita ancora più sotto rispetto ad Abel e lì con l'intervento dei soccorsi ci siamo messi a spalare in circa una trentina, c'era tanta gente, però lei è stata tirata fuori per ultima. È il cane dell'unità cinofila a individuare il punto esatto quando anche la 39enne viene estratta dalla neve è in gravi condizioni. Elisa viene trasportata al Cafoncello di Treviso dove si spegne qualche ora più tardi. Il cuore di Abel invece smette di battere intorno alle 20 all'ospedale di Mestre. Andrea viene ricoverato al nosocomio di Pieve di Cadore dove gli è stato dato supporto psicologico. Già nelle prossime ore potrebbe essere dimesso. Per lui e Marco il trauma di una tragedia che si è consumata davanti ai loro occhi su quella montagna che tutti tanto amavano. Tornerai in montagna? Sì, perché non riesco a farne a meno, però avrò molte più paure, più fisime. Bisogna prendere la montagna nel momento giusto e studiarla bene. Accoltellato al cuore dalla convivente e morto alle prime luci del mattino, omicidio a Preganziol, vittima un 66enne Mauro Ciba Pereni, arrestata la 56enne trevigiana Barbara Mazzariol, sfrattata, era andata a vivere da lui a Frescada. Aiuto, la mia compagna mi ha accoltellato. Con queste parole Mauro Pereni, 66 anni, ex elettricista in pensione, ha chiamato il 118 per farsi soccorrere dopo che la convivente, la 56enne trevigiana Barbara Mazzariol, gli aveva conficcato nel costato un coltello da cucina afferrato dal lavello al culmine di una lite. Tardo pomeriggio, via Fratelli Bandiera, Frescada di Preganziol. Pereni, conosciuto con il soprannome di Ciba, non ha però superato la notte. È morto mentre al Cafoncello si tentava un disperato intervento per salvarlo perché il coltello è penetrato fino al cuore danneggiando il pericardio. E la donna, che all'arrivo dei carabinieri era seduta e fumava una sigaretta apparentemente tranquilla, è stata arrestata con l'accusa di omicidio aggravato. La signora ha ammesso quello che era accaduto, ci ha comunque detto che aveva accoltellato il soggetto e ci ha mostrato il coltello utilizzato per il delitto. Pereni è salito con le proprie gambe in ambulanza, poi la situazione è precipitata. Un'unica coltellata, quella inferta dalla Mazzariol. I due litigavano dal mattino perché lui, che la ospitava da mesi, voleva che se ne andasse, così ha riferito la donna. Quindi il pranzo con il figlio di lei, poi il diverbio è ripreso. Lei ha dichiarato di aver avviato questa discussione con l'uomo già dalla mattina, che poi sarebbe degenerata via via nel corso della giornata e che al momento in cui l'ha colpito si sentiva aggredita dall'uomo, ha temuto di essere aggredita e quindi ha preso il coltello e lo ha colpito. Ma la donna non presentava altri segni di violenza, a parte una ferita alla mano destra che lei stessa si sarebbe provocata colpendo Pereni, né risultano denunce per precedenti violenze. Entrambi, al momento del ferimento, avevano bevuto. Chiaramente non abbiamo da un punto di vista analitico il riscontro, però sì, il contesto poteva essere quello di un abuso di alcol. La 56enne era amica della moglie, morta tempo fa, di Pereni. Era stata sfrattata dall'alloggio Ater che occupava nel quartiere trevigiano di San Paolo. Lui l'aveva presa in casa. C'era stata una relazione, poi i rapporti si erano deteriorati. Mazzariol, a cui è stata assegnata d'ufficio l'avvocata Barbara Guolo, si trova ora rinchiusa nel carcere veneziano della Giudecca e sarà sottoposta nelle prossime ore all'interrogatorio di garanzia. Il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che indaga sul delitto, disporrà l'autopsia sul corpo della vittima. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il coltello da cucina, una lama di 13 centimetri e i vestiti che Pereni e la Mazzariol indossavano al momento dell'accoltellamento saranno consegnati al RIS per gli esami del caso. Ci spostiamo nel Vicentino, si svolgerà dopodomani a Roana il funerale di Jacopo Apolloni. È stato fissato per mercoledì prossimo, il 19 marzo alle 16, nella chiesa parrocchiale di Roana, il funerale di Jacopo Apolloni, il ragazzo morto a 18 anni in un incidente stradale a Cittadella. Il giovane, che frequentava la quarta classe automazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico Chilesotti di Tiene, era stato colto da un malore, non si esclude un aneurisma, mentre era in sella la sua amata motocicletta, un Fantic 125. Assieme a lui, un'amica, 17 anni, di Cittadella, rimasta lievemente ferita nel
dell'impatto con una Jaguar condotta da un 32enne. La settimana scorsa è stata effettuata l'autopsia sul corpo del ragazzo per cercare di capire le esatte cause del decesso di questo giovane amato da tutti, pieno di idee e iniziative, appassionato di motori. Nel garage di casa dove viveva con i genitori a Roana aveva allestito un'officina dove poter dar libero sfogo alle sue idee assieme agli inseparabili amici. Mercoledì pomeriggio nel piccolo paese dell'Altopiano sono attese tantissime persone, a cominciare proprio da tutti i suoi compagni di scuola, quelli che assieme a lui sognavano un domani carico di avventure e che assieme a Jacopo avevano iniziato a costruire il loro futuro. Un intervento rocambolesco, quello avvenuto sabato in un centro commerciale del Padovano, protagonista un carabiniere fuori servizio che ha sorpreso un ladro mentre rubava e poi lo ha salvato dalla corrente del canale Brentella. Nell'istante che ho sentito al ladro, come spirito di carabiniere, ho pensato che dovevo intervenire e cercare di capire cosa fosse successo. Quando ho visto l'uomo in acqua, invece, la prima cosa era più che arrestare una persona, era aiutarla, perché la vita è sacra. Doveva essere un pomeriggio di relax con gli amici al centro commerciale, invece si è trovato ad inseguire e poi salvare il ladro che nella fuga si era gettato nelle acque fredde del canale Brentella. Al ladro, le urla di una commessa di un negozio di scarpe all'interno delle Brentelle richiamano subito l'attenzione del carabiniere libero da servizio che comincia ad inseguire l'uomo con una borsa piena di refurtiva. L'inseguimento continua anche all'esterno, lungo la strada trafficata che collega Rubano a Padova. Il ladro è armato di tronchese e minaccia il militare. Mi mostrava una tronchesi in mano e mi riferiva: allontanati, vai via o finisce male. Io a quel punto prendevo il telefono e contattavo il 112 per richiedere l'intervento di una pattuglia. Il soggetto nuovamente mi intimava di andare via, altrimenti sarebbe finita male, ma visto che io non indietreggiavo, riprendeva la fuga e correva verso la sommità arginale. A quel punto scendeva verso l'acqua e andava sotto il ponte. Chiamati i rinforzi, continua ad inseguire il ladro che si getta in acqua e comincia ad annaspare in evidente difficoltà. Sul posto arrivano le pattuglie dei carabinieri di Selvazzano e iniziano le manovre di salvataggio. Uno dei militari prendeva un bastone lungo e con l'altro militare siamo scesi verso l'acqua per aiutare il soggetto. Riuscivamo ad afferrarlo e a portarlo in salvo. Ansimante e in difficoltà, il ladro alla fine viene salvato. È un 49enne marocchino che è stato portato in ospedale per le cure e poi arrestato per rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane carabiniere in servizio alla caserma di Cadoneghe è riuscito anche a recuperare la refurtiva del valore di 190 euro che è stata poi riconsegnata al negozio. Purtroppo si sono registrate numerose segnalazioni di richieste di offerte da parte di falsi volontari di Fondazione Città della Speranza. La Fondazione avvisa i tanti benefattori di non farsi raggirare da chi li avvicina al di fuori dei banchetti autorizzati alla distribuzione dei prodotti solidali. Ha cercato di vendere delle penne al costo di 30 euro per raccogliere fondi, tirando in ballo la Città della Speranza e millantando di essere un volontario. La storica fondazione che si occupa di ricerca contro le neoplasie infantili invita tutti a prestare attenzione a truffatori senza scrupoli che utilizzano il nome della Città della Speranza per raggirare e spillare soldi. L'ultimo episodio proprio a Padova. Ci sono in strada dei soggetti che con dei finti cartellini si avvicinano alle persone e chiedono un'offerta. Così non è. La fondazione sottolinea che i volontari sono riconoscibili da contrassegni del logo ufficiale sui gilet e si incontrano solo accanto ai banchetti della Città della Speranza, resi noti nel sito prima di Natale e di Pasqua. Le occasioni per poter fare le offerte sono quelle che la Città della Speranza rende note attraverso il sito oppure i canali social e vengono identificati in determinate località, ma soprattutto vengono poste in essere da volontari che presidiano dei banchetti dove sono esposti dei prodotti che in occasione degli eventi ai quali siamo affezionati, Natale e Pasqua, vengono offerti a chi sente il desiderio poi di voler fare un'offerta. Purtroppo, oltre a questi episodi di truffa e le tante persone che fanno beneficenza, anche la stessa Città della Speranza è stata vittima di recente di una spiacevole vicenda legata ad un'associazione benefica specializzata in raccolte fondi che aveva venduto all'asta la Lancia Delta gialla che fu di Roberto Baggio per donare il ricavato, ma i soldi destinati non sono mai stati recapitati alla fondazione. Anche chi
purtroppo è triste dirlo, forse si approfitta della buona fede di chi si mette a disposizione per offrire qualcosa del proprio a vantaggio di chi è meno fortunato. Adesso valuteremo chiaramente con i nostri legali quelli che sono le strade da percorrere a tutela non tanto e solo della fondazione, del proprio buon nome, ma dell'operato fatto e portato avanti quotidianamente di tutti i volontari con tanti sacrifici. Parla per la prima volta davanti ad una telecamera la maestra d'asilo finita nella bufera per aver aperto un profilo hot su OnlyFans, mentre parrocchie e diocesi stanno decidendo il suo futuro, tra le ipotesi anche quella del licenziamento. Lei tira dritto: non mi pento. Comunque ritengo che non so cosa ti sia peggio tra una maestra che pubblica le sue foto a pagamento o un genitore che con un bambino e una moglie, una compagna a casa entra in determinate piattaforme pagando e poi facendo insomma la polemica. Ti faccio la domanda diretta: sono Sì. scatti pornografici? No, assolutamente no. Io ritengo che la parola, allora, purtroppo la piattaforma OnlyFans viene associata al porno, perché comunque ovviamente la maggior parte delle persone che sono su OnlyFans fanno insomma contenuti pornografici. Nel mio caso, e non è per prendere la mia difesa, assolutamente, sono molto vera e trasparente su questo, non c'è nulla di natura pornografica, sono semplicemente degli scatti sensuali. Quindi non ti penti? No, assolutamente. Se tu tornassi indietro rifaresti esattamente quello che hai fatto? Anzi, probabilmente non sceglierei nemmeno più la professione di educatrice, perché purtroppo, a quanto vedo, anche se siamo nel 2025, l'educatrice deve essere casa e chiesa e non può assolutamente mettere in mostra il proprio corpo in nessun modo, perché viene vista come una cosa che va contro l'educazione che si dà ai bambini. La politica, dal veronese Andreoli alla trevigiana Rizzotto, 4 consiglieri regionali già fuori dalla Lega, come aveva anticipato Antenna 3, sono coloro che non hanno versato le quote al partito. Il segretario Stefani, autonomia e federalismo fiscale, le parole d'ordine al congresso. Autonomia e federalismo sono le nostre parole d'ordine e continueranno ad esserlo nel corso dei prossimi anni. Questi punti fermi per il segretario regionale della Lega Alberto Stefani in vista del congresso di inizio aprile a Firenze, che in Veneto sarà preceduto da uno dei 3 tavoli preparatori voluti dallo stesso Salvini. Si terrà il 29 marzo a Padova. C'è l'evento verso il congresso, quindi un grande evento sull'autonomia e sull'identità con Zaia, Calderoli e Salvini e altri ospiti che ci illustreranno i risultati in materia di autonomia e soprattutto le prospettive del federalismo fiscale che dovremo approvare entro il primo trimestre dell'anno prossimo. Intanto Stefani incassa la fiducia della maggioranza del partito. Sulla sua mozione identitaria sono confluiti 50 delegati su 67. Questa la dote che porterà nel capoluogo toscano. È un risultato che sicuramente tiene conto della base, di quello che la base ha chiesto. Noi faremo la nostra parte come Veneto e cercheremo di far sentire ovviamente le nostre istanze, cosa che tra l'altro ha già trovato una forte condivisione da parte del segretario federale. Il Veneto è una regione particolare con una sua storia e che merita di avere un trattamento speciale. A Firenze, dove quasi certamente non ci saranno ben 4 consiglieri regionali, Silvia Rizzotto, Simona Bisagli, Enrico Corse e Marco Andreoli, che da tempo non verserebbero la loro quota al partito. Il nostro telegiornale nei giorni scorsi aveva riferito di un loro possibile approdo in altri lidi del centrodestra, Fratelli d'Italia in primis. Stefani non fa nomi né cognomi, ma il suo messaggio è comunque chiaro. Noi al direttivo regionale del mese scorso abbiamo deciso che chi non contribuisce anche alla vita politica del partito si mette automaticamente fuori dal movimento, quindi credo che non serva aggiungere molto altro, serve piuttosto fare scelte di prospettiva. I veneti hanno bisogno di risposte, io ho bisogno di una classe dirigente d'altezza e di qualità e soprattutto che abbia voglia di vincere le sfide. Grazie alla collaborazione tra Patriarcato e Soprintendenza, oltre 10 milioni di fondi PNRR arriveranno a Venezia per restaurare i 4 campanili in condizioni di degrado più gravi. Osservato speciale il campanile di Santo Stefano.
I campanili delle chiese di Santo Stefano, della Madonna dell'Orto, di San Pietro di Castello e di San Martino di Burano saranno restaurati grazie a finanziamenti del PNRR. Sul territorio veneziano si contano oltre un centinaio di campanili di varie epoche e stili e non tutti godono di ottima salute. Il lavoro fatto dalla commissione, che coinvolgeva soprintendenza, curia, prefettura e altri soggetti in città, aveva individuato la criticità per 15 campanili. Questi 4 erano quelli che risultano i più problematici e quelli più bisognosi urgentemente di una soluzione. In 3 casi la soluzione urgente arriverà davvero in tempi brevissimi, così come i finanziamenti e la previsione di fine intervento entro il 31 dicembre di quest'anno. San Martino di Burano 2,4 milioni, San Pietro e Madonna dell'Orto 780.000 euro ciascuno. Sono i fondi del PNRR per la messa in sicurezza dei luoghi di culto assegnati al Ministero, alla Soprintendenza di Venezia e affidati alla diocesi per l'esecuzione. L'intervento più complesso è quello che riguarda il campanile di Santo Stefano. Con i suoi 66 metri è tra i più alti di Venezia e sorge nel cuore della città. È contraddistinto da un'accentuata pendenza e osservato speciale dopo alcuni cedimenti fin dal 1902, quando il crollo del campanile di San Marco manifestò il problema della tenuta dei campanili di Venezia in tutta la sua drammaticità. Il campanile di Santo Stefano fu già oggetto di un primo intervento di consolidamento nel 1904. Sarà sicuramente l'appalto più complicato perché ha la caratteristica di nascere, di essere piantato all'interno di un quartiere. Infatti c'è un piano di evacuazione di alcune migliaia di persone. Dovesse rappresentarsi una situazione di rischio, naturalmente le conseguenze sono quelle previste dal piano. In questo momento il monitoraggio ci dice che il campanile continua, il suo percorso piegato su un fianco, ma non è in allarme questo percorso. Si parla di qualche millimetro in tempi piuttosto lunghi. In questo caso è prevedibile che non si possa rispettare la scadenza del 31 dicembre, che si ottenga uno slittamento del cantiere di altri 6 mesi. Santo Stefano ha avuto un finanziamento di 7 milioni, oltre 7 milioni e procederemo con un primo lotto funzionale compatibile con i tempi di conclusione dei cantieri imposti dall'Unione Europea. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci.